Buongiorno ai titoli con le principali notizie. A Catania ha trovato morto l'avvocato Andrea Di Mauro, scomparso martedì. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel boschetto della Playa. Caltanissetta, minorenne, abusata dal cugino, la vittima finisce al pronto soccorso e i medici danno l'allarme. A Palermo scoperto il più grosso sequestro di crack in Sicilia, individuata la base di produzione delle dosi in appartamento del quartiere Noce. Intanto la Sicilia attende i decreti attuativi della legge anti-crack. Lo scandalo dei referti non esaminati all'ASP di Trapani, da un lato 3.000 pazienti in attesa degli esami istologici, dall'altro le spese dell'ASP per promuovere l'immagine. Strage di Altavilla, al via il processo, la difesa chiede l'infermità per Barreca, il muratore che ha ucciso la moglie e i 2 figli durante un rito esoterico. Alla sbarra anche la coppia diabolica che ha partecipato alle violenze. A Ciriale abbraccia Francesco Moser, il campione di ciclismo venuto dall'estremo nord che adora la terra di Sicilia. Il Catania cerca un acuto in casa del Latina per provare a rilanciarsi nella parte finale del campionato. Oggi il tecnico toscano ha presentato la sfida di sabato, soffermandosi sul momento dei suoi. Buongiorno, e dunque lo sentivate dai titoli. A Catania è stato trovato morto l'avvocato Andrea Di Mauro, di 53 anni, di cui si erano perse le tracce da martedì mattina. Il corpo è stato individuato proprio da poco dai vigili del fuoco nel boschetto della Playa. Sul posto per noi c'è Luca Ciliberti. A te, Luca. Si sono concluse dunque nel peggiore dei modi. Andrea Di Mauro, l'avvocato di 53 anni, scomparso martedì mattina da casa sua a Catania, è stato ritrovato morto, cadavere, in una zona del boschetto della Playa, proprio qui a ridosso del viale Kennedy, dal quale il nostro operatore Angelo Pandolfo vi sta mostrando l'ingresso, in una zona impervia, difficile da raggiungere anche per i soccorritori. È stato ritrovato intorno alle 12, dopo che sia martedì sia mercoledì si sono concentrate le ricerche nella parte, diciamo, della battigia a mare, perché la cellula del suo cellulare era stata segnalata a 500 metri dalla costa. È stato battuto palmo a palmo la parte a ridosso di alcuni stabilimenti balneari, proprio qui alla fine del viale Kennedy. Solo stamattina si è deciso di oltrepassare appunto il viale Kennedy e spingersi oltre, e le ricerche hanno dato appunto il loro frutto. L'uomo è stato ritrovato riverso per terra, pancia all'aria, disteso sul suo cappotto. Non ci sono evidenti segni di violenza sul cadavere, ma a stabilire le cause della morte sarà l'autopsia. Oggi c'erano qui ovviamente i medici legali che hanno portato via il corpo. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, la guardia costiera, perché si sono 2 giorni gli elicotteri, e anche la protezione civile. Il motorino era stato ritrovato qui, che si sono concentrati in questa zona. Le ricerche, l'uomo appunto aveva fatto perdere le proprie tracce, si era evidentemente spostato lungo questo viale sterrato per poi attraversare, come già detto, il nascondersi proprio al boschetto. A voi la linea. Grazie, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, andiamo a Caltanissetta, dove la polizia ha arrestato un 20enne per violenza su una minorenne. Ad abusare la ragazza il cugino, secondo appunto le indagini. Sentiamo Rita Cinardi. Una violenza sessuale ai danni di una ragazzina che non ha ancora compiuto i 18 anni, consumata tra le mura domestiche. È quanto hanno scoperto i poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta, che hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un 20enne nisseno per il reato di violenza sessuale su minore. I fatti risalgono allo scorso mese di gennaio e sarebbero avvenuti all'interno dell'abitazione della ragazza. A violentarla sarebbe stato il cugino. Le indagini sono
scattate qualche giorno dopo su segnalazione dei medici di un presidio ospedaliero della provincia di Caltanissetta, dopo che la giovane vittima di violenza si era recata in pronto soccorso per essere sottoposta a visita medica. L'arrestato, dopo la notifica degli atti, è stato condotto dai poliziotti agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Sul caso non sono emersi ulteriori particolari proprio per tutelare la vittima di violenza ancora minorenne. Scoperto il più grosso sequestro di crack in Sicilia e la base di produzione delle dosi in un appartamento del quartiere Noce a Palermo. La Guardia di Finanza arresta anche un incensurato su cui il balcone era diventato una piazza di spaccio. Tutto mentre la Sicilia attende i decreti attuativi della legge anti-crack votata a settembre. Roberta Lunghi. Un appartamento in un vicolo del quartiere Noce a Palermo era diventato una delle basi più grosse di produzione di crack in Sicilia, quella droga dei poveri che si fa in casa, capace di effetti devastanti per gli assuntori e di ripercussioni drammatiche all'interno delle famiglie, con madri e padri disperati per la paura del non ritorno dei figli. La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato un uomo incensurato e sequestrato 1,5 kg di cocaina, involucri sottovuoto, 500 dosi già confezionate di crack e 100 dosi di cocaina. È il sequestro di crack più grosso in Sicilia, tra i più significativi a livello nazionale. Il sequestro effettuato di 500 dosi per un equivalente di circa mezzo chilogrammo è particolarmente significativo se si considera che è pari a quanto sequestrato nella città di Palermo complessivamente nell'ultimo anno, e la media dei sequestri degli ultimi anni a livello nazionale si attesta sui 13 kg. Il grossista, secondo l'accusa, aveva trasformato il balcone della propria abitazione in una vera e propria piazza di spaccio. Dopo un breve contatto telefonico, le dosi venivano lanciate da lì ai vari clienti, anche giovanissimi. In alcuni casi, come abbiamo constatato a Palermo, anche 11-12 anni, e gli effetti sono devastanti. Dilagante come il crack è l'appello delle famiglie che cercano aiuto, magari nelle comunità terapeutiche residenziali o in quel reinserimento sociale e lavorativo grazie al finanziamento di 23 milioni nel triennio, tutto contenuto nella legge anti-crack, approvata a settembre scorso in Sicilia, definita da Schifani una speranza per le famiglie, ma che per incomprensibile paradosso è inapplicabile. Mancano ancora i decreti attuativi. A Catania oltre 2 kg di marijuana e 200 grammi di hashish sono stati sequestrati in un garage in uno dei palazzi di Viale Grimaldi nel quartiere di Librino. La polizia ha sequestrato anche una pistola semiautomatica, una canna di fucile e varie munizioni, in manette un 27enne. Adesso ci occupiamo dei preti che coprono gli abusi. In una lettera aperta scuote la comunità di Enna alla vigilia della Settimana Santa. Un gruppo di fedeli e cittadini chiede a Monsignor Vincenzo Murgano di fare un passo indietro dopo il processo per falsa testimonianza sugli abusi di un sacerdote già condannato in primo grado. GR Italia. I riti della Settimana Santa a Enna e Piazza Armerina si avvicinano, ma il clima è tutt'altro che sereno. Una lettera aperta firmata dal Comitato Spontaneo Non accetto prediche da chi copre un abuso chiede a Monsignor Vincenzo Murgano di non prendere parte alle celebrazioni. Secondo il Comitato non si possono più tollerare presenze incompatibili con il sentire religioso. L'invio di questa lettera nasce dalla necessità di sottolineare quanto riteniamo davvero inopportuno che Monsignor Murgano porti in processione il prossimo venerdì santo la Spina Santa, a seguito del suo rinvio a giudizio per falsa testimonianza insieme con il vescovo Gisano. I due dovranno comparire in aula il prossimo 26 maggio nell'ambito del caso di Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 4 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale su minori. Ma la questione non è solo legale. I firmatari denunciano il silenzio della Chiesa nei confronti delle vittime e il fatto che, nonostante le accuse, Murgano continui a presiedere le celebrazioni religiose, a volte persino scortato dalle forze dell'ordine. Un atto inaccettabile, soprattutto a tutela di una processione che è molto sentita e rispettata dalla comunità ennese. Una manifestazione di fede che non può permettersi la presenza di persone che, appartenendo alla Chiesa, non hanno mai mostrato alcuna sensibilità o vicinanza alle vittime di abusi e che ad oggi sono indagate per falsa testimonianza proprio in relazione alla copertura di abusi sessuali da parte di Don Giuseppe Rugolo. Nella lettera inviata anche al visitatore apostolico incaricato dal Papa, il vescovo di Gorizia Carlo Roberto Maria Radaelli, il comitato lancia un ultimo appello: per il bene della comunità, della Chiesa e della fede, Monsignor Murgano si faccia da parte. Le accuse pesanti verranno discusse il prossimo 26 maggio nelle aule del Tribunale di Enna, ma nel Tribunale dell'Opinione Pubblica la frattura tra la Chiesa locale e i fedeli sembra ormai insanabile.
Adesso lo scandalo dei referti non esaminati all'ASP di Trapani, da un lato le migliaia di pazienti in attesa di questi esami fondamentali, dall'altro le spese dell'ASP per promuovere l'immagine. Completata intanto l'ispezione disposta dall'assessorato in attesa di esame, ci sono oltre 1000 referti. Laura Spanò. L'assessorato regionale alla salute ha già concluso l'ispezione all'ASP di Trapani. I numeri dell'emergenza sulla refertazione degli esami istologici in attesa sono davvero gravi. Rimangono da refertare 1405 campioni del 2024 e 1908 del 2025, quindi 3300 campioni. Si tratta di una vera corsa contro il tempo, data di scadenza fissata entro il 14 marzo prossimo, così per venire incontro alle esigenze dei pazienti che attendono da mesi questi fondamentali esami per iniziare la loro terapia. Ad esaminare i vetrini saranno anche le ASP di Palermo, Catania, Caltanissetta, poi Villa Rosina, Cervello, Civico, Fondazione Giglio e Policlinico di Palermo. E mentre i ritardi si accumulavano e i pazienti attendevano, l'ASP di Trapani dal 24 luglio e fino alla fine dell'anno ha investito 100.000 euro per promuovere la sua immagine. Intanto l'onorevole Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, solleva nuovi interrogativi a proposito dello scandalo che sta investendo l'ASP. A Trapani, dice, smarriti esami istologici e operazioni al buio. Io spero che i responsabili di questa tristissima vicenda vengano cacciati in fretta, perché l'idea che si debba aspettare 8 mesi per un esame istologico, il fatto che si siano smarriti degli esami istologici, che delle operazioni si possano essere fatte al buio, senza biopsia, perché non c'erano gli esami istologici, sono roba da Burundi. Strage di Altavilla, al via il processo. La difesa chiede l'infermità per Barreca, il muratore che ha ucciso la moglie e i 2 figli durante un esorcismo. Alla sbarra anche la coppia diabolica accusata di aver partecipato alle violenze. I parenti delle vittime intanto chiedono giustizia. Marco Gullà. Lei cosa si aspetta da questo processo? Giustizia. Trattiene le lacrime la mamma di Antonella Salamone, la moglie di Giovanni Barreca, torturata e uccisa assieme ai suoi 2 figli nella strage di Altavilla Milicia. A distanza di quasi un anno da quei tragici giorni è iniziato oggi il processo nel carcere Pagliarelli a Palermo. Giovanni Barreca è il principale imputato, era stato ritenuto incapace di intendere e di volere, poi il Tribunale del Riesame di Palermo aveva annullato per motivi di forma il provvedimento del GIP. Per lui la difesa chiede l'infermità mentale. La difesa di Giovanni Barreca insisterà sulla non doversi procedere, perché non possiamo dimenticare che c'è una accertata incapacità totale di intendere e di volere. Ha dei momenti di lucidità in cui ritorna a pensare a quello che è successo? Ha dei momenti di lucidità, però sono sempre caratterizzati da un delirio costante, per cui non so se si può parlare di lucidità. Sotto processo anche la cosiddetta coppia diabolica, ovvero Sabrina Fina e Massimo Carendente. La donna, che oggi era presente in aula, continua a dichiararsi innocente. È andata lì per portare bene, per portare pace, come è la sua indole pacifica, e si è trovata all'improvviso una situazione derivata di un femminicidio derivato e conseguenziale, che lei non ha partecipato né moralmente né materialmente. Strage è imputata anche la figlia di Barreca, all'epoca dei fatti non ancora 18enne e quindi sotto processo davanti ai giudici dei minori. Per oggi per la ragazza è prevista la sentenza. La morte di Emanuele Sceri, le motivazioni della Cassazione che ha assolto il terzo commilitone. Non si trovava in caserma quella sera. Sentiamo Lorena Dolci. Non c'è la prova certa che abbiano agito in 3 per provocare la morte di Emanuele Sceri, il 26enne siracusano paracadutista di leva, morto il 13 agosto del 99 nella caserma Gamerra di Pisa. Le motivazioni della Corte di Cassazione spiegano perché è stato assolto Andrea Antico, uno dei 3 parà finiti a processo, già scagionato in primo grado, a differenza degli altri 2 graduati, Alessandro Panella e Luigi Zabara, condannati rispettivamente a 22 anni e a 9 anni e 9 mesi. Le
L'ex caporale aveva sempre sostenuto di non essere stato in caserma quella sera e la Corte ha ragionevolmente concluso che lui e i genitori, anche quell'anno, avevano passato tutti insieme il Ferragosto in Puglia. A tirarlo in causa era stato il testimone chiave, che aveva riferito la presenza di alcuni commilitoni che in maniera agitata commentavano qualcosa di grave appena commesso. L'abbiamo fatta grossa, sudavano freddo, dicevano. Secondo la ricostruzione, il caporale Panella raggiunse Scieri in fuga e lo fece cadere da una torre, causandone la morte, e per questo veniva rimproverato da Zabara. Un racconto che si inquadra nel clima di nonnismo della caserma, ampiamente tollerato dai vertici. Emanuele Scieri, praticante in uno studio legale, era appena arrivato alla caserma dopo il CAR, il periodo di addestramento. La sera stessa non si presentò al contrappello. Il cadavere venne trovato 3 giorni dopo, archiviato come suicidio nonostante le proteste della famiglia. La svolta nelle indagini arrivò nel 2017 con l'arresto di Panella, il capo camerata a cui era stato assegnato l'allievo. Una breve pausa e poi il commissariamento di Fratelli d'Italia in Sicilia. La politica con il commissariamento di Fratelli d'Italia in Sicilia. Sentiamo Mario Viola. Il mandato per Luca Sbardella, nuovo commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, è chiaro. Giorgia Meloni lo ha nominato ieri con l'incarico di mettere finalmente la parola fine all'anomalia Sicilia. Proprio la Sicilia infatti restava ormai l'unica regione a non rispettare lo statuto di Fratelli d'Italia, che prevede un coordinatore regionale unico rimanendo legata ad una struttura ereditata dal Fronte della Gioventù, con 2 co-coordinatori, uno per la Sicilia occidentale e uno per quella orientale. Il neocommissario arriverà nell'isola la prossima settimana e subito si troverà ad affrontare il primo tema, gli accordi per le elezioni nelle ex province. Il tavolo del centrodestra infatti è convocato per mercoledì 12 e non sarà una riunione facile. Ma prima di tutto Sbardella dovrà fare i conti con le correnti interne che ufficialmente non esistono, ma che in realtà ci sono e si fanno la guerra. Ci sono i fondatori della Sicilia occidentale e quelli della Sicilia orientale, ma poi nella stessa Sicilia orientale c'è lo scontro dentro il partito a Siracusa. Ancora ci sono le donne e gli uomini portati in eredità, diventerà bellissima Dinello Musumeci, e poi c'è Maglio Messina, l'ex assessore regionale, che proprio ieri si è dimesso da vice capogruppo, dandone comunicazione anche sui social e legando la sua scelta proprio alla mancata pacificazione interna al partito. Tante anime e tante motivazioni, a volte politiche, a volte un po' meno, ma tutti temi con i quali fare i conti, cominciando dal calarsi in una realtà che da fuori è difficile comprendere. A Cirale abbraccia Francesco Moser, il campione di ciclismo venuto dall'estremo nord ma che adora la Sicilia. Lo ho incontrato per noi Tonino De Mano. Ha unito l'Italia da nord a sud, ha vinto tutto, dal Giro d'Italia alla Parigi-Roubaix, dalla Frecciavallone al Giro dell'Etna, passando per il campionato del mondo di ciclismo su strada a San Cristobal del 1977. Francesco Moser, soprannominato lo sceriffo per la capacità di gestire il gruppo durante la corsa, non ha perso lo smalto dei tempi migliori e soprattutto continua ad unire, attirando vecchie e nuove generazioni. Un campione è per sempre e da Cireale può fregiarsi di averlo nel suo libro d'onore. Ci onora per la sua storia non solo dal punto di vista agonistico, ciclistico, ma anche la sua storia personale, quello che ha trasmesso ai giovani, e riteniamo che sia il ciclista, come dire, più importante e soprattutto più legato alla nostra regione e al nostro territorio. A fare gli onori di casa Nicola D'Agostino, la cui famiglia ha avuto sempre un legame profondo con Moser. Ho avuto il piacere di conoscerlo, ho avuto il piacere anche di capire soprattutto il lato umano di questo campione, una leggenda del ciclismo che si è molto legata al nostro territorio. Oltre 270 le vittorie in carriera da professionista, con successi e ricordi indelebili anche in Sicilia. Io ho sempre avuto tanti tifosi in Sicilia, non so che mi volevano bene, insomma ogni volta che venivamo a correre qua volevano tutti fare le foto, gli autografi, insomma, e poi è vero che ho anche vinto un po' di corse qua e anche se riesci a fare risultati allora è chiaro che i tifosi si avvicinano sempre di più. Ad Aci Sant'Antonio Moser ha inaugurato una via dedicata a Juan Manuel Santisteban, ciclista spagnolo scomparso tragicamente il 21 maggio 1976 durante una tappa del Giro d'Italia.
Intelligenza artificiale, social media, giornalismo e il far west della comunicazione. I social sono diventati la prima fonte di informazione per la maggior parte dei giovani, ma in questo mare magnum di notizie, contenuti, video, giornalisti svolgono ancora il loro ruolo istituzionale di garanti dell'informazione o sono stati sostituiti dai content creator? E a che prezzo per i cittadini? Eva Spampinato ne parla oggi al Focus, subito dopo il TG, in compagnia dei giornalisti Concetto Mannisi e Riccardo Arena e del presidente del corso di laurea Scienze e Lingue per la Comunicazione dell'Università di Catania, Davide Bennato. Potete rivolgere le vostre domande con i messaggi al 342 74 55 005. La trasmissione, vi ricordo, andrà anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania reduce da 3 pareggi consecutivi cerca un acuto in casa del Latina per provare a rilanciare nella parte finale di campionato. Oggi il tecnico toscano ha presentato la sfida di sabato soffermandosi sul momento dei suoi. Marco Carli. Un girone fa, proprio con il Latina e la sconfitta interna, cominciò il trend negativo che ha accompagnato il Catania fino ad ora, dopo un avvio di campionato promettente. Adesso sarà di nuovo Latina, in casa dei neroazzurri, con gli etnei che cercano per l'ennesima volta di cambiare lo stato delle cose in campo, per sperare di essere protagonisti nei playoff e tentare di dare a questa stagione una logica, provando, almeno per quel che riguarda appunto il terreno di gioco, a riconquistare i tifosi. Situazione non facile perché l'emergenza continua, è quello di lavorare ogni giorno per portare in questo rush finale la squadra nel momento giusto, nelle condizioni migliori. Ci dispiace giocare in un clima così surreale perché fischiare alle formazioni o fischiare o andare via al pareggio nostro non è una situazione ideale, però io non giudico le scelte. Il tecnico potrà contare su una settimana di lavoro in più di Di Gennaro e Lunetta e avrà qualche alternativa in più in attacco, dove mancherà ancora Inglese. Chi rientra sono Montalto, De Paoli, Ierardi alla squalifica, però c'ha un virus, è rimasto a casa oggi, quindi dobbiamo vedere domani. Gli indisponibili sono Beters, Celli, Dalmonte, Di Tacchio, Guglielmotti, Inglese, Sturaro e Anastasio, che non si è allenato in questi 3 giorni. Domenica, quindi domani, vedremo il quadro generale della situazione. La doppia partita del Messina: da oggi è in discussione la penalizzazione per il mancato pagamento dei contributi, ma intanto Adinvest ha dato disponibilità a cedere le sue quote. Deferita ieri anche la Turris, riflessi potrebbero esserci per il Catania. Francesco Triolo. A 48 ore dalla sfida del Francoscoglio contro l'Avellino, il Messina gioca la sua partita più importante lontano dal campo ed è una doppia partita. La prima è quella in federazione con la Procura federale per la penalizzazione che arriverà a causa del mancato pagamento dei contributi fiscali e previdenziali. La seconda è quella per la sopravvivenza stessa del club. Intanto il primo pensiero è quello sulle decisioni del Tribunale Federale Nazionale. L'avvocato Luis Vizzino del Foro di Lago Negro e docente di diritto dello sport all'Università di Salerno è stato incaricato dalla CR Messina di predisporre la memoria difensiva presentata oggi nel tentativo, almeno, di ridurre al minimo la penalizzazione che potrebbe essere tra i 2 di 6 punti. La decisione dovrebbe arrivare nella giornata di domani, insieme a quella che riguarda la situazione ben più disperata del Taranto, che rischia l'esclusione dal campionato, così come la Turris, per la quale il deferimento è arrivato nella giornata di ieri e la decisione è quindi sdrittata alla prossima settimana. Dopo il rinvio di Turris Taranto potrebbe saltare dunque anche il turno infrasettimanale tra Turris e Catania in programma al Massimino mercoledì prossimo. Sul fronte societario invece c'è da registrare l'incontro ieri sera tra il sindaco Federico Basile e il presidente Stefano Alaimo, che ha manifestato al primo cittadino la disponibilità di AAD Invest a cedere la propria quota dell'80%, un'apertura ribadita anche dal CEO della fiduciaria lussemburghese allo stesso sindaco nel corso di una telefonata. Gli imprenditori interessati ci sarebbero, da ultimo uno sponsorizzato dal presidente del Trapani Valerio Antonini, ma da decifrare ci sono le clausole presenti nel contratto
contratto con l'ex presidente sciolto e soprattutto il valore economico che AAD Invest chiede per passare la mano, non una situazione semplice né veloce. È tutto per questa edizione, dopo la sigla il Focus, oggi curato da Eva Spampinato. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.